Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. I no ponte in piazza Messina in 3.500 nel corteo partito da piazza Castronovo fino al municipio. Forti le parole dei leader nazionali dell'opposizione Elly Schlein e Angelo Bonelli. Appalti truccati in sanitari sequestrati, gli 80.000 euro in contanti trovati nelle case di Toto Cuffaro. Il Tribunale del Riesame ha annullato il provvedimento della Procura dell'11 novembre. La difesa ha dimostrata la provenienza lecita del denaro. Il litorale di Mondello potrebbe cambiare volto. Dopo l'avvio della procedura di revoca della concessione alla società italo-belga, il Comune di Palermo ha trasmesso alla Regione il nuovo piano di utilizzo del demanio marittimo, incredula la società immobiliare. Marsala, nel Trapanese, il primo comune d'Italia per smaltimento e raccolta rifiuti, premiati il forte contrasto all'abbandono della spazzatura, con più isole ecologiche e il comportamento virtuoso dei cittadini. Raduni, tornei, trasferte, la racchetta è parte di lei. La storia di Beatrice, giovanissima giocatrice di tennis in carrozzina a Marsala, 17 anni, è una campionessa. Calcio, con un gol di Forte il Catania vince a Picerno, torna al successo in trasferta e svetta in classifica in attesa di Benevento Salernitana. Mister Toscano, vogliamo andare così fino alla sosta. Ancora ben trovati subito a Messina. Oggi il corteo dei No Ponte, erano in oltre 3.500 in piazza, presente anche Elly Schlein, ha detto progetto sbagliato e dannoso. Ma sentiamo Francesco Triolo. Non si ferma la mobilitazione contro il ponte sullo stretto. Forti del parere negativo della Corte dei Conti sul progetto, i movimenti No Ponte sono tornati in piazza a Messina per tenere alta l'attenzione e la mobilitazione. Un corteo caratterizzato dalla pioggia è partito da piazza Castronovo, arrivato sino a piazza Duomo e a piazza Municipio. Circa 3.500 i partecipanti, forse qualcosa in più. Forti le parole dei leader nazionali dell'opposizione, presenti Elly Schlein e Angelo Bonelli. Il Partito Democratico ritiene sbagliato e dannoso sia dal punto di vista economico che da quello ambientale che da quello sociale. Le motivazioni della Corte dei Conti hanno parlato chiaramente di una violazione delle direttive europee. Era un progetto vecchio di oltre 30 anni, lo volevano far passare nuovo. Ecco, noi abbiamo studiato, lavorato e vogliamo che queste risorse siano utilizzate per le vere priorità del Sud. Un'ottantina le sigle che hanno aderito alla manifestazione, movimenti che arrivavano anche dal Trapanese, dalla Puglia, dalla Calabria. Unanime il coro delle associazioni che chiedono al governo di fermare le forzature per realizzare un'opera inutile e dannosa non solo per l'ambiente ma anche per le tasche dei cittadini. Gli 80.000 euro sequestrati a Cuffaro non sono frutto di corruzione, lo ha stabilito il Tribunale del Riesame, che ha annullato il sequestro. Maglio Viola. Restituiti a Totò Cuffaro gli 80.000 euro in contanti che erano stati sequestrati dal ROS dei Carabinieri durante le perquisizioni nelle sue case di Palermo e San Michele di Ganzaria. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame, che ha annullato il sequestro probatorio dando ragione agli avvocati di Cuffaro, Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto. Nella loro istanza i legali hanno dimostrato che il denaro era legalmente detenuto e non frutto di reati contestati nell'inchiesta. Un punto in favore della difesa di Cuffaro, anche se ancora si attende la decisione del GIP sulla richiesta di arresti domiciliari. Nell'interrogatorio preventivo l'ex presidente della regione ha scelto di non rispondere su indicazione dei medesimi avvocati, ma ha contestato anche le relazioni dei carabinieri, che hanno assunto illegittimamente, secondo la difesa, sommarie informazioni. Intanto sul fronte politico la giunta regionale di governo, anche senza i due assessori DC, ha dato il via libera al completamento delle nomine di IACP, consorzi universitari ed enti parco. Dopo che la Commissione Affari Istituzionali aveva dato a sua volta il via libera al pacchetto di nomine, in settimana la Giunta ne aveva completato la procedura per tutte tranne le 3 indicate nei mesi scorsi proprio dalla Democrazia Cristiana. Ieri ha deciso di ratificare anche queste ultime. Così Calogero Valenza potrà ufficialmente insediarsi alla guida dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta, Antonino Mangiacavallo al Consorzio Universitario Empedocli di Agrigento e Giuseppe Ferrarello potrà insediarsi come presidente del Parco delle Madonie. Restano in carcere Antonio Frasconà, Filaro e il figlio Mario,
Volti nell'omicidio di Giuseppe Di Dio, 16 anni, ucciso il 1° novembre a Capizzi nel Messinese. A sparare sarebbe stato Giacomo Frasconà Filaro, l'altro figlio di Antonio, che avrebbe voluto colpire un altro giovane per alcuni screzi avuto in passato. Il presunto assassino, durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere Bodenza di Enna, ha scagionato il padre e il fratello e su questo aspetto si sarebbe basato il ricorso del legale, ma al termine della Camera di Consiglio i giudici del Tribunale della Libertà di Caltanissetta hanno respinto il ricorso. I 3 così rimangono in carcere. E adesso cambiamo argomento. La Regione siciliana conferma di aver avviato le procedure di revoca della concessione demaniale della spiaggia di Mondello all'immobiliare italo-belga e descrive il modo in cui potrebbe cambiare il volto lungo l'arenile dei palermitani. Sentiamo. Dopo l'avvio della procedura di revoca della concessione della spiaggia di Mondello alla società italo-belga immobiliare, il lungo arenile dei palermitani potrebbe cambiare volto. Il comune di Palermo ha infatti trasmesso alla regione il PUDM, ovvero il piano di utilizzo del demanio marittimo, una procedura che non ha nulla a che vedere con la italo-belga ma che prevede lo spezzatino della spiaggia. Il demanio marittimo di Mondello viene diviso in 14 lotti, 7 di questi andranno a bando per la concessione come spiagge attrezzate, altri 7 lotti saranno destinati a spiaggia libera. Quando dunque la concessione andrà a bando, tutto cambierà a prescindere dalla polemica sulla italo-belga. Intanto anche la regione conferma di aver avviato le procedure di revoca della concessione, ma non dopo la relazione della commissione antimafia. L'avvio della procedura risale al 18 novembre e il 27 novembre scorso l'assessorato al territorio e ambiente ha aggiunto altri motivi di contestazione dopo aver ricevuto la relazione della commissione regionale antimafia. Si dicono increduli dalla italo-belga, in una lunga nota snocciolano i motivi per cui ritengono assurdo quel che sta avvenendo e parlano di una campagna di delegittimazione ordita sulle spalle di 250 famiglie. Non resteremo in silenzio di fronte a rappresentazioni che riteniamo ingiuste. Nel rispetto delle istituzioni presenteremo le nostre osservazioni e controdeduzioni nelle sedi competenti, riservandoci ogni opportuna iniziativa a tutela della società e confidando di poter ristabilire una lettura corretta dei fatti, dicono. Si preannuncia dunque una lunga battaglia anche nei tribunali. Il contrasto all'abbandono dei rifiuti con più isole ecologiche e il comportamento della maggioranza dei cittadini e una buona politica hanno premiato il comune di Marsala, primo in Italia per smaltimento e raccolta dei rifiuti. Laura Spanò. Ammonta a quasi 600.000 euro l'importo che l'assessorato regionale all'energia, diretto da Francesco Colianni, ha assegnato al comune di Marsala per la raccolta differenziata dei rifiuti per il 2024. Se da un lato la regione ha riconosciuto gli stracosti sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti raccolti nel territorio marsalese, oltre 294.000 euro, dall'altro l'amministrazione Grillo ha ricevuto la somma di quasi 300.000 euro per i risultati raggiunti lo scorso anno, 77,98% di raccolta differenziata, una percentuale che colloca la città di Marsala al primo posto tra i comuni con oltre 50.000 abitanti. Questa è una grande soddisfazione per la nostra comunità, innanzitutto per i cittadini che ogni giorno si adoperano per favorire l'economia circolare. Il premio conseguito è il giusto riconoscimento anche per le ricadute che lo stesso potrà avere sui tributi. L'auspicio è che negli anni a venire si possa ancora fare di più, migliorando sia la percentuale del 78%, sia la qualità della stessa selezione, sia anche il decoro della nostra città. Un risultato frutto del sano comportamento della maggioranza dei cittadini che hanno a cuore il decoro della città, ma anche al lavoro svolto in collaborazione con la Formula Ambiente, grazie al quale restano sempre più isolati quanti non rispettano le civili regole per tenere pulito il territorio, puntualmente sanzionati grazie alla videosorveglianza. Sullo Stromboli, nuovo trabocco lavico generato dall'area craterica nord del vulcano. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania lo ha registrato attraverso le telecamere di videosorveglianza. Il fenomeno alimenta un flusso di lava che scorre nella parte alta della sciara del fuoco. Il trabocco è accompagnato da una continua attività con piccole e frequenti emissioni di frammenti di lava incandescente generate da almeno 2 bocche. Una dinamica questa che rientra nel comportamento tipico dello Stromboli.
E adesso a Catania, dove è stato inaugurato un murales con il volto di Agata. L'obiettivo è riportare ordine e pulizia. Tonino De Mana. Il volto è l'immagine di Agata per combattere gli zozzoni, l'arte in soccorso dell'inciviltà. Agata per Catania, ambizioso progetto per una città più bella e soprattutto più pulita, parte da Viale Medaglie d'Oro 4. In questo spazio, dove la bellezza cattura lo sguardo, fino a poco tempo fa c'erano cumuli di spazzatura. Persino la scalinata che vedete era off limits. Abbiamo ideato questo progetto per cercare di sensibilizzare il catanese a non buttare la spazzatura per strada. Fino a qualche mese fa qui sorgeva una piccola discarica e ora cercheremo, con l'aiuto della Santa, si spera di evitare che ciò si riproponga. Quello che può essere occupato dalla spazzatura, come vedete, può essere arte. Protagonisti dell'iniziativa Comune di Catania, Gema, Multiservizi, Clean Up Sicilia ed il collettivo Male Tinte. È un invito questo nostro murales all'amministrazione a prendersi responsabilità e cura dei quartieri più lontani dal centro. Agata è assolutamente un simbolo di autoaffermazione e di autodeterminazione. Ha detto no a quello che non voleva, sostenendo se stessa e quello in cui credeva. Allora Agata che sia per noi ancora una volta oggi, come tutti i veri simboli, non solo una cosa da venerare ma da mettere in pratica, che ci porti a vivere ogni giorno in una maniera degna. Accanto al murales una microdiscarica prontamente rimossa dagli operatori Gema, che ha comunque sollevato indignazione e un po' di imbarazzo tra i presenti. Pochi minuti ed arte e bellezza però riprendono il sopravvento in nome di Agata, di Sant'Agata. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo a Catania per mostrarvi l'accensione del grande albero di Natale in centro. Festa a Catania ieri con l'accensione ufficiale dell'albero di Piazza Università e in contemporanea di tutte le luminarie. Si accende il Natale con canti, musiche e il mercatino in pieno centro. Adelaide Barbagallo. 5, 4, 3, 2, 1. Si accendono le luci di Natale a Catania. L'albero, alto 22 metri, impreziosisce Piazza Università, cuore del centro storico, dove risuonano i tradizionali canti dei piccoli alunni dell'Istituto Rapisardi Alighieri. Il sindaco trantino, commosso, ha rivolto proprio a loro il suo augurio, per poi cedere il pulsante di accensione a una piccola alunna. In cima all'albero la stella memoria di quella di Betlemme, guida di buoni sentimenti. I segni esterni sono tali e però ci aiutano a risvegliare qualcosa nel cuore. E questo è il senso di questi addobbi e questo è il senso di questo bellissimo albero che domina in Piazza Università. Catania operosa con le sue casette in legno e prodotti artigianali. Catania che rende onore al grande Franco Battiato, il cui testo della canzone La Cura illumina via di San Giuliano. Una città che ha bisogno anche di un po' di calore, ha bisogno di essere coccolata, accarezzata e quindi ha bisogno anche di vedere quei colori che subito rievocano le immagini del passato, di quando eravamo bambini, di quando aspettavamo le feste di Natale come un momento per stare tutti quanti insieme in famiglia, perché Catania deve essere considerata da tutti come una grande famiglia. Catania che vuole diventare città sempre più sicura. Abbiamo già cominciato a parlare da qualche settimana della sicurezza durante il periodo natalizio e nelle settimane precedenti. La musica dei Size 46 Street Art rallegra le vie e cattura i turisti. Quando si accendono le luci di una città diventa tutto più emozionante ed è un bel sogno vederla. Ci spostiamo, siamo stati a Marsala per incontrare Beatrice, una ragazza di 17 anni sulla sedia a rotelle che nel tennis in carrozzina sta raggiungendo risultati davvero notevoli, una vera icona per il movimento del tennis italiano. La conosciamo meglio nel servizio di Marco Gullà. Lei è Beatrice Draghici, 17 anni, e di Marsala e anno dopo anno i suoi progressi nel tennis in carrozzina sono costanti e notevoli. Determinazione che aumenta e quella voglia di giocare a tennis che ormai riempie le sue giornate. Raduni, tornei, trasferte, la racchetta che è parte di lei. Da un anno e mezzo ho ripreso a giocare perché prima ho fatto l'intervento e sono stata un po' ferma
Adesso ho ricominciato a giocare e mi sta andando bene per adesso. Una passione nata quando aveva 10 anni. Quando il mio maestro ha detto a mio padre se volevo cominciare a giocare, e da lì ho incominciato a giocare e sono arrivata a livello un po' alto. Ride, scherza, insegue la pallina e il sogno di diventare sempre più brava. Non salta un allenamento. Per Beatrice il tennis è tutto. A me piace tantissimo. C'è quella che ho scritto nel WhatsApp, per esempio nella biografia, ho scritto che il tennis è la mia vita, che l'ho provato e mi piace tantissimo. E Beatrice ha un alleato speciale, la sua famiglia. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa, poi andremo al calcio, a tra poco. Torniamo in studio con il calcio e con un Catania che torna a vincere in trasferta dopo un mese e mezzo. Sono tre punti molto pesanti, quelli conquistati oggi dai rossazzurri a Picerno, che vanno a segno all'inizio della partita con un gol di Forte. Al momento svettano in classifica, sarà così fino a lunedì data della partita tra Benevento e Salernitana. Soddisfatti certamente per i 3 punti, ma mister Toscano auspica maggiore cattiveria. Lo sentiamo nel dopo partita. Contento per la vittoria e soprattutto per il primo tempo, poi il secondo tempo potevamo fare molto meglio. Queste sono partite che devi chiudere, perché è un campo difficile, una squadra fastidiosa, campo stretto, quindi diventa un ping pong, un tamburello, si cominciano a mettere queste palle lunghe. Per le tante occasioni che abbiamo creato, le situazioni, soprattutto in area di rigore del Picerno, se vuoi essere una squadra forte devi concretizzarle, chiudere la partita e andare a casa. Nelle scelte dobbiamo essere più cattivi, più determinati, perché poi non puoi tenere aperte certe partite. Ci godiamo questa vittoria, siamo ritornati a vincere in trasferta, cosa che si diceva che non facevamo più, senza prendere gol di nuovo. Quindi dobbiamo cercare di vedere, è una settimana corta anche questa, vedere le soluzioni giuste da mettere in campo venerdì, perché affrontiamo una squadra forte come il Crotone e vogliamo continuare la nostra marcia fino alla sosta, a spingere sull'acceleratore. E adesso le altre squadre di C. Il Trapani ospita domani al provinciale il Monopoli, impegno in trasferta per il Siracusa contro l'Atalanta Under 23. Sergio Colosi. 2 serie positive all'esame di Monopoli e Atalanta Under 23. Trapani e Siracusa nella 16ª giornata cercano punti e continuità per proseguire la risalita in classifica verso i rispettivi obiettivi. Operazione sorpasso per i Granata, dopo il Foggia seconda gara consecutiva al provinciale contro il Monopoli, che in zona playoff ha 2 lunghezze di vantaggio sulla squadra di Aronica. Mentre il presidente Antonini annuncia un ridimensionamento a gennaio e un possibile disimpegno a giugno, il Trapani rimane concentrato e punta al 5º successo negli ultimi 6 turni. Squalificato Celeghin, probabile conferma per la formazione che ha superato il Foggia. In serie utile da 3 settimane, e questa è una novità assoluta, il Siracusa, che al comunale di Caravaggio contro l'Atalanta Under 23 porta l'entusiasmo e l'autostima di chi ha conquistato 7 punti contro Latina, Picerno e Altamura. Di fronte 2 squadre simili, giovani, sbarazzine alla continua ricerca di gol ed emozioni. Il Siracusa attacca la zona salvezza dopo aver lasciato l'ultimo posto. L'Atalanta ha ambizioni diverse, ma paga errori e distrazioni, soprattutto nella prima parte. Più conferme che novità nella formazione di Turati, con Valente recuperato. Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Buona serata.